Splendida location, quest'oggi c'è la prima edizione del Summer Show, siamo in compagnia del direttore dell'Olympia Cilento Resort Luigi Acanfora. Direttore, buonasera. Buonasera a voi, grazie di essere qui innanzitutto tutti quanti voi. Direttore, io ovviamente non posso non chiedere l'idea del Summer Show, questa edizione, quest'anno 2022, prima edizione. Nasce con una profonda amicizia con Raffaele Oriemma, di conseguenza anche con i fratelli Mandato, quindi è nata questa idea ad inizio anno per cominciare un percorso speriamo molto lungo. Ecco, ospiti ci sono questa sera, molti sono già arrivati, stasera tra l'altro c'è la premiazione, Raffaele condurrà dal palco dell'anfiteatro questa sera la premiazione appunto del Summer Show, tanti ospiti, c'è qualche retroscena che ci può raccontare, qualche chicca magari che può incuriosire? Devo dire che già grandi personaggi da Salvatore Bagna, Rastelli, a Michelangelo Rampula, Giampiero Ventura che sta per giungere, Serse Cosme, quindi noi siamo già veramente molto onorati di aver avuto e di avere per questo weekend queste bellissime persone. Vediamo qualche altra sorpresa, chiaro. Ecco direttore, si ritorna possiamo dire un po' alla normalità, sono stati degli anni abbastanza complicati, soprattutto per le strutture ovviamente alberghiere, il Covid ha colpito e tanto, cosa vuol dire un evento del genere, quanto un evento del genere può rilanciare ovviamente un po' tutto quello che è l'ambiente estivo, l'ambiente diciamo, il periodo anche. Periodi veramente difficili per noi albergatori, però devo dire sono molto fiducioso, grande entusiasmo, bisogna lavorare bene, bisogna avere veramente grande presenza in struttura, abbracciarsi la clientela, non abbassare mai la concentrazione perché effettivamente il Covid è presente ma bisogna rispettarlo e quindi sono veramente convinto che lavorando bene con grandi team di collaboratori, perché effettivamente ne abbiamo bisogno veramente di validissimi collaboratori, siamo una bella squadra, quindi come Acanfora Hotels e Resorts, quindi non soltanto come Olympia Cilento Resort e Mec Pessum Hotel, Hotel Cerere sempre Pessum, Pessum Inn Beach Resort, devo dire che siamo molto contenti del lavoro che stiamo svolgendo. Ecco, noi siamo Calcionapoli 24, io però la domanda gliela devo fare, ho paura anche della risposta, però io gliela faccio lo stesso. Molto tifoso del Napoli. Oh, per fortuna. No, io sono veramente un drogato del Napoli e dico guardi, mio papà che non c'è più, nella sua barra c'è tutto del Napoli, quindi io sono veramente, il mio umore cambia secondo il risultato del calcio Napoli. Ecco, quanto è deluso però di questo scudetto che non è arrivato? No, non bisogna essere illusi, bisogna soltanto dire grazie che da 20 anni il calcio Napoli vede l'Europa, quindi chiaro che c'è tanta delusione, si è arrivati ancora una volta vicini, ci arriveremo prima o poi, ma ci sono tante altre squadre, nonché anche cugine che stanno molto peggio di noi, quindi io sono soddisfattissimo del lavoro svolto anche quest'anno alla società e sono fiducioso anche molto per il futuro. L'ultima su Lorenzo Insigne, quanto le dispiace invece la sua partenza? Dispiace molto, grande calciatore, grande uomo, come tutte le storie possono avere una fine, ma non poteva essere rifiutata una proposta tale anche per un cambiamento veramente radicale della vita dei suoi figlioli, quindi chapeau, complimenti alla sua scelta, ma niente, io poi Lorenzo ti invito qui una volta al mio Family Resort con la tua famiglia, sarà un gran piacere averti anche qui perché i tuoi figlioli staranno molto bene. Grazie direttore. A voi tutti.